Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di Dagide, di strategie, soprattutto per l'ambito di cuore, ma anche di tempi che stanno arrivando, che mi riprendo un po' il concetto che avevo fatto, che avete visto a Beirut, che hanno attivato alcuni gioielli di famiglia e qualcuno ha incominciato a capire che si sta nervosendo, no? Ma ciao Graziella, grazie di esserti unita nel diario di Marietto. Ma parliamo un po' di queste Dagide in cui ne ho parlato ampiamente in alcune pillole splash, no? Pillole veloci per dare un'idea. Allora, le Dagide cosa sono? Le Dagide sono delle coercizioni mentali che si attuano quando una persona vuole conquistarne un'altra. Ma per essere chiaro vi spiego un po' un concetto. Anni fa, mentre insegnavo dei disoccupati, cioè sto parlando del 2000 più o meno, a un certo punto c'era una russa, una donna dell'est, che avrà avuto 25-30 anni, alto 1,75 m, bionda, occhi azzurri, un fisico da fotomodella, insomma una, tra virgolette, una persona che si faceva notare. A un certo punto, in una pausa delle lezioni, si alza e viene da me e mi dice, parliamo del più del meno, e mi dice che nell'altra parte della sua nazione lei è un tenente dell'esercito. Voi capite che, come vi ho già spiegato in alcune pillole, ci sono degli attacchi occulti magici che vengono portati avanti da cavalli di Troia che vengono qui oltre i nostri confini, e chiaramente questi hanno mandato il top dell'elite. Questa qui faceva la cassiera in un casino, una cassiera delle slot machine, non so se si era licenziato o meno, però si vede che il suo compito era finito e tra una parola e l'altra mi dice che questa qui era, tra virgolette, era una tipa che quando passava in giro per strada non passava inosservata, no? Quindi ho pensato, cavolo, però qui mandano il top proprio della gamma, Quindi chiaramente un essere così supportato da una Dagida o da attività magiche importanti chiaramente è infallibile, è un serial killer che non lascia in piedi nessuno. Quindi è lo stesso anche gente che viene dal Sud America. Di solito, una volta parlando con un tipo che gestiva un postribolo, mi diceva, sai, la mia migliore, sempre nel 2000 più o meno, la mia migliore operatrice, no? Ci sono stati mesi che ha tirato su 85.000 euro da sola. Questa qui è stata mandata dalla famiglia là ai Castelli e qui fa un lavoraccio. Chiaramente voi dovete capire che quando si inizia un'attività magica bisogna anche, tra virgolette, mettersi pronti anche fisicamente. Io vi riallaccio anche un discorso che ho fatto qualche tempo fa, quando ho spiegato che arrivano qui dal Sud America o dall'Est personaggi un po' importanti che usano anche la magia per prendere un po' i polli benestanti. Questo tenente dell'esercito russo chiaramente avrà avuto le sue missioni, e chiaramente ciao Vesna, ciao Giulia. E quindi perché vi dico questo? Perché quando voi fate fare dei lavori magici importanti dovete anche pensare che è così. Se ci sono 100 donne o 100 uomini che passano e voi volete colpire, e voi siete uno di questi 100, e voi volete colpire qualcuno con la magia, certamente lui vi prenderà in considerazione, penserà a voi con la Dagida, chiaramente, visto che coercizione mentale, penserà a voi, ma dopo il 50% è fatto, ma c'è un 50% che dovete fare voi, nel senso che dovete in un certo senso attivare tutti quei meccanismi che stanno usando questi dell'Est, questi del Sud America, per, come si suol dire, diventare
preziosi agli occhi di quelle a cui avete fatto fare la d'agita, no? Questo perché? Perché la d'agita arriva fino a un certo punto, ma se voi siete persone noiose o siete persone che praticamente siete un attimino fuori, tra virgolette, è un termine brutto, ma non siete appetibili, è vero che la d'agita vi dà tutte queste possibilità di essere presi in considerazione, ma voi dovete anche tenere presente che non potete portare, come si suol dire, il vostro carattere, se è un po' pesante, a quella persona, nel senso che la d'agita fa un 50%, ma un 50% lo dovete fare voi. Questo perché se no si creano delle false illusioni, che è vero che voi potete in un certo senso essere presi in considerazione dal soggetto o dalla soggetta, però è chiaro che poi una parte importante, chiaramente, ciao Cinzia, grazie di essere, ciao Enrica, grazie di essere venuta in diario. Quindi dico questo perché forse mi sono spiegato male la d'agita. È vero che voi potete entrare in concorrenza, farvi notare, essere presi in considerazione, fare in modo che il tipo vi telefoni, vi contatti, vi risponda ai messaggi, però dopo è chiaro che sta a voi poi proporvi in un modo accattivante, come fanno appunto questi qui che vengono a invadere il nostro territorio, il sacro territorio italiano, la patria, e poi chiaramente usano tutti i mezzi, perché se no noi restiamo sempre, certo voi potete dire, beh intanto però mi è preso in considerazione tramite queste coercizioni mentali, e questo è vero, no? Però dovete sempre metterci qualcosa, dovete cambiare la vostra attitudine e diventare più performanti, perché se no lasciate il lavoro a metà, una parte la fa la d'agita, fa anche il 60%, e una parte chiaramente la dovete fare voi. Cioè non si può pretendere che se uno è scappato perché non so, avevate problemi in casa vostri, non so, vi piaceva avere qualcuno sempre in casa e lui non ci faceva più di vedere gente in casa, a un certo punto è vero che la d'agita lo richiama, però se lui è scappato perché non so, avevate 30 gatti in casa e voi ne volete sempre 30, lui chiaramente è un esempio, cioè che non so se qualcuno ha 30 gatti in casa e è scappato qualcuno, però voglio dire, è chiaro che lui se torna, se vi ricontatta e trova ancora i 30 gatti, niente contro i gatti perché io ne ho tantissimi di gatti, ma chiaramente la cosa non funziona, no? Cioè voi dovete in un certo senso riallinearvi a quello che viene definito il mercato o alle sue aspettative, però la d'agita da questo, cioè se voi fate una d'agita, un'operazione magica a un tipo, questo tipo vi chiama di nuovo, vi riprende in considerazione e voi continuate a perpetuare gli stessi errori di prima, è chiaro che la cosa va in vacca. E dopo non è colpa della d'agita, no, perché la d'agita ha fatto quello che poteva, cioè non è che uno che fa la d'agita è Dio, cioè nel senso, non è che uno che, come si suol dire, perché ha fatto un legamento, poi questo qui, certo che lui è sempre il libero arbitrio, vi ha preso però in considerazione magari se ci sono altre 100 persone. Questo è importante da capire, perché sennò si attivano e si mobilitano false aspettative. È vero anche che se si fa un rito propiziatorio per attirare l'amore, tra virgolette, il cuore, e magari se ne presentano 100 in un paio d'anni, però magari di questi 100 mica tutti sono buoni, magari alcuni sono proprio dei poco di buono e altri magari sono persone interessanti. Ciao Lara, grazie di avermi salutato. Quindi vi dico questo soprattutto perché ci sono persone, ma questo l'avevo già sentito anche da altri esoteristi, no? Che praticamente in un certo senso fanno fare dei lavori, la persona che hanno tirato ritorna o si sta avvicinando e questi perpetuano ancora gli stessi binari di quando praticamente questi qui erano scappati.
Ma se erano già scappati una volta perché magari avevate 30 gatti in casa o avevate in casa qualcosa che non gli andava, è chiaro che se lui torna e poi ritrova lo stesso meccanismo che aveva fatto fuggire, questo qui praticamente capite che prende i suoi bagagli, si volta e torna. Quindi questa qui è una cosa importante sulla Dagida. Poi vi voglio spiegare un'altra cosa invece a livello militare, perché c'è stato qualcuno che mi ha detto che non c'entra niente con la Dagida, anche se in fondo la Dagida è sempre anche un mezzo, un'arma militare per fare coercizione mentale in alcune direzioni, no? Visto che ci sono tempi e influssi lunari in cui dobbiamo stare attenti come nazione, come popolo, come razza, chiamatelo poi come vi definite, come lo sentite dentro di voi, ma l'Italia è una cosa e il resto del mondo è un'altra, no? Ad esempio, vi voglio spiegare una cosa, perché forse la TV c'è un po' lavato. Ciao Simonetta, grazie di esserti unita nel genere mi ha detto iniziale. Allora, quando voi vedete questi commandos, questi militari, tutti i muscoli che fanno vedere alla TV, no? Questi corpi speciali, no? Questi qui che sprizzano ormoni da tutte le parti. Ma nella realtà, quando vengono mandati a fare operazioni speciali di poche ore, no? Nella realtà i comando sono tutti grandi, massimo 50-52 kg. Sono come dei manici di scopa questi soldati, questi militari specializzati. Perché? Perché se voi siete in un corpo speciale e dovete affrontare una missione, no? Secondo voi è più facile colpire un toro o un manico di scopa? Chiaramente colpire un toro. Quindi quando voi vedete questi corpi speciali che fanno vedere le spine, tutti i muscoli, sono tutti favole di Bracobaldo, perché in realtà tutti i corpi speciali, l'elite, il plus ultra, oltre a essere addestrati esotericamente, sono anche tutti manici di scopa, sono tutte persone magrissime. Infatti quando facevano vedere nell'est, che ultimamente c'è una nazione che è in guerra, quando catturavano qualche corpo speciale era tutto un tipo molto magrino, no? Quindi quando vedete alla TV questi uomini pieni di ormoni con in mano delle armi e roba del genere, quelli non fanno parte dei corpi speciali, è diciamo degli scarponi da guerra messi lì tanto per coprire dei buchi, ma nella realtà i corpi speciali sono tutta gente molto magra e intelligentissima, chiaramente, o con una media, con un'intelligenza sopra la media, sicuramente con delle conoscenze magiche importanti e chiaramente quasi invisibili, nel senso che se colpisci un manico di scopa sei già qualcuno di importante, invece scolpire un toro con un mitra è molto facile. Questo vi dico perché alcuni mi hanno contattato, hanno visto gente muscolosa, magari di altre nazioni che girano e mi chiedevano ma sono già qui, sono già là, quelli sono i più facili da colpire, no? Quindi sono diciamo carne da macello. Quindi non spaventatevi se vedete personaggi così di altre nazioni che girano per i nostri confini, dentro i nostri confini. Ecco, questo era solo per rispondere a qualcuno che mi aveva contattato o mi aveva chiesto così. Bene, riprendiamo il discorso della Dagida. Quindi, quando voi operate o fate fare delle operazioni esoteriche, una parte lo fa l'esoterista e fino a qui ci sta, quando ormai la cosa è lanciata, può passare 1 anno, 7 anni, ma la cosa verrà fatta, il tipo tornerà. Però quando torna, è chiaro che voi, ciao Barbara, grazie di esserti unita, è chiaro che voi non dovete essere come quando magari scappato oppure fuori forma, perché se vi dico che qui mandano il tenente dell'esercito alto 1,75 m, biondi con gli occhi azzurri di 30 anni, che non hanno pietà di nessuno, è chiaro che magari fanno anche robe occulte, esoteriche, è chiaro che noi ci dobbiamo preparare. Quindi se siamo un po' fuori forma, chiaramente se vogliamo
attirare qualcuno che ci piace, chiaramente, dobbiamo diventare un po' più performanti. Non è che dobbiamo continuare a ricadere sugli stessi errori. Oppure dobbiamo diventare più soft nei PVT, se magari contattiamo in alcune chat private e roba del genere. Ve lo dico, questo è come si suol dire, brava Lara, esatto, sì. Comunque questo è per dirvi che in un certo senso dovete sì far fare i lavori, però dovete diventare un po' più, non aggressive, perché è sbagliato il termine, ma un attimino con l'occhio più vispo per vedere anche i bisogni o le aspettative del soggetto, perché se questo qui me lo fate tornare e ci sono ancora 30 gatti, questo qui apre la porta di casa, vede il primo gatto, chiude la porta e se ne va. Quindi dovete sempre, in un certo senso, anche voi seguire un po' l'onda, cercare di mettervi un po' in quadro, perché se no la cosa non funziona, o funziona a metà e poi rimanete ancora con l'accendino, cioè il cerino acceso in mano, no? Cioè praticamente fate fare tutto il lavoro è andato bene, manca la vostra parte e da voi invece siete ancora statici. Questo partivo dal presupposto che si fosse capito, perché quando avevo fatto le altre live, no, avevo spiegato che qui, questo è vero che arrivano qui con la magia a destra e a sinistra, però chiaramente forse ho dimenticato di dire che mandavano qui le migliori, certo non mandavano qui persone in un certo senso limitate, cioè queste qui proprio sono dei serial killer dell'amore, nel senso che fanno queste cose senza pietà e usano qualsiasi mezzo per poter assorbire informazioni, denaro e quant'altro, no? Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto per stamattina, perché appunto ho avuto alcuni che mi hanno contattato per dirmi perché così, perché cos'ha, perché insomma anche perché c'è molta gente che in questo periodo dopo Beirut incomincia a aprire gli occhi, incomincia a capire che qualcosa sta traballando, la sedia non è più ferma come prima e quindi vede incominciare ad avvicinarsi questi momenti in cui io avevo già spiegato 5 anni fa che sarebbero arrivati e che si stanno concretizzando. Certamente non è che vengono con su scritto sulla fronte noi siamo il babau, ad agitaggio loro vengono, si insinuano e poi quando hanno costruito tutti i meccanismi per poter far attivare le energie negative lo fanno e non hanno pietà di nessuno. Quindi il vostro Marietto è sempre il solito consiglio di iscrivervi al canale di Hildegarda su YouTube o dal Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di iscrivervi, è gratuito, anche in Telegram dove abbiamo un gruppo che riparte da settembre più o meno dal nome Magici Circeri Bertoldini, siamo già più di 200, e poi di scaricare nel sito del capitano.altervista.org i famosi circuiti ebook, che ormai sono più di 150.000 ebook che sono stati scaricati, di cui praticamente ogni ebook aveva più o meno una media di 10 circuiti o quadranti radiostesici, quindi il Marietto ha già regalato all'umanità 1,5 milioni di circuiti e quadranti, che basta che li stampiate e li attivate, e poi chiaramente di venire alle nostre sibille gratuite. Ad esempio stasera ce n'è una alle 8:30 nel canale del Marietto Veneziano, dove si possono fare domande gratuite sia al Marietto che anche alla Hildegarda. Bene, per il momento ho detto tutto, se volete commentare qualcosa commentatelo qui sotto, grazie di avermi ascoltato e alla prossima live e ciao Casadei, grazie di essere venuti, grazie cari amici e alla prossima, ciao.